Tanto tonò che alla fine piovve, sono crollati alcuni massi di calcarenite della Scala dei Turchi, finiti sulla spiaggia sottostante. Una notizia preoccupante che ha dell'incredibile e che allarma non poco. Il sito, uno dei più visitati di tutta la Sicilia occidentale, candidato a patrimonio dell'UNESCO, è visitato tutto l'anno da turisti che non rinunciano a prendere un po' di sole o a scattarsi un selfie in uno scenario suggestivo che dovrebbe essere un luogo sicuro dove andare quando ci si vuole concedere un momento di relax. È ancora possibile vedere la Scala, ma è raggiungibile soltanto via mare e nella sua parte finale. Non è passato inosservato l'intervento del geologo Antonio Calamita, che ha voluto dare dei chiarimenti precisi circa l'erosione della parte più alta della Marna Bianca Realmontina e che tranquillizza tutti. Non è niente di preoccupante, un naturale fenomeno di erosione che si registra in un costone laddove vi è un terrazzo marino, prevalentemente fatto di ghiaie e sabbie cementati. La Scala dei Turchi non è soggetta agli agenti atmosferici, il terrazzo sì. È corretto attenzionare la zona circostante, non ho visto l'area, ma posso dire che non sarà nulla di emergenziale. Ed in tal proposito abbiamo voluto sentire il primo cittadino Lillo Zicari in merito al fatto successo poco tempo fa. Sindaco, la notizia di alcuni crolli nella Scala dei Turchi ha fatto scalpore, anche considerando il fatto che il sito è candidato come patrimonio dell'UNESCO. C'è stato un po' un polverone mediatico. Cosa è successo? Ma è successo questo: sabato mattina, nella tarda mattinata, ci hanno avvisato prima il gestore di un chiosco e poi dai passanti che c'era stato un crollo, dicevano. Siamo intervenuti, intanto i vigili urbani, il responsabile dell'ufficio di protezione civile del comune e successivamente siamo arrivati anche io e il vice sindaco per vedere che cosa si era verificato. In effetti, poco prima della Scala dei Turchi, perché questo crollo, è bene dirlo, non ha investito direttamente la Scala dei Turchi, ma l'area immediatamente precedente, diciamo, andando da Punta Grande verso la Scala dei Turchi, dove c'è il luogo, la spiaggia di accesso. È successo questo, che sul crinale di questo pendio che c'è, si sono staccati dei blocchi di modeste dimensioni di calcarenite e sono caduti fin sulla spiaggia. Prontamente noi abbiamo chiamato gli operai del comune, abbiamo messo le transenne e nell'arco di poche ore abbiamo fatto anche una ordinanza sindacale per impedire che ci potesse essere l'accesso in quell'area. Cosa principale è l'utenza che si ritroverà a stare nelle zone limitrofe alla zona del crollo. Può stare tranquilla o è meglio assolutamente non avvicinarsi alla Scala dei Turchi? Ma in questo momento, visto che il tratto di arenile da cui si giunge alla Scala dei Turchi non è molto ampio, è abbastanza stretto, io ritengo che da là non bisogna assolutamente passare. Quindi si può mirare, in questo momento la Scala dei Turchi si può mirare da lontano, voglio dire, nell'arco di un centinaio di metri di distanza, ma è bene non avvicinarsi. Poi dico, nei giorni tutto in evoluzione, perché ci fu un primo monitoraggio che è stato sabato, successivamente ci sono tornati ieri, pure stamattina i tecnici ci sono tornati, ma dico è tutto un monitoraggio da fare ed è una questione da approfondire meglio.